Il Veneto è stato tra i primi ad arrivare con la sua protezione civile ed è ancora qui, mentre qualcun altro se n'è già andato e ci resterà, se sarà possibile, per affiancare in quella forma così di solidarietà adriatica gente e una terra che sentiamo vicina e che anche oggi non ha mancato di chiedermelo. A proposito, il Veneto è anche stata l'unica regione italiana che si è accollata la ricostruzione di un monumento, non un capitello, ma la Basilica di San Marco, interamente con i soldi a carico del suo bilancio. Non potevamo non farlo. Come si può restare insensibili di fronte a come si poteva? Era un dovere, ma forse qualche altro santo, qualche altro dovere avrebbe potuto instillarlo in qualche altro presidente di regione o in qualche altra sensibilità. Si è sempre in tempo per farlo, lo sappiano i miei colleghi e i miei amici. Naturalmente adesso è venuta la fase di ricostruire e noi siamo qui insieme alle aziende, agli uomini, alle donne della vostra terra per farlo nel migliore dei modi. Bene, è venuto il momento di parlare di Onna, di parlare dell'asilo. L'idea è nata nel modo in cui nascono le idee migliori. Un giorno Mario Putin, uno dei grandi imprenditori della mia terra, che ha sfidato le multinazionali, aziende già affermate, la cui azienda compie oggi 25 anni di vita, quindi non pochi, ma neanche una storia lunghissima, un giorno mi disse: senti, ho raccolto 300.000 euro. Li ha messi lui, ma da signore dice che li ha raccolti, insomma. Cosa devo fare? Io voglio destinarli là, però vorrei che non andassero nel mare magnum dei contributi generali. Vorrei fare una cosa che fosse un segno della mia presenza. E allora si decise, visto che lui fa da mangiare, di fargli fare da mangiare per un qualcosa. Insomma, lì nacque fra Mario Putin, il sottoscritto che diede un contributo molto ridotto, e Monsignor Di Verio Andreatta, che è quello che ha fatto tutto poi in pratica, e che io avevo richiesto come direttore generale della mia regione, ma in Vaticano non erano d'accordo. Non potevano perderlo. Vabbè, ma sarebbe stato un atto di generosità. Ci riproveremo. Venne l'idea di trovare un asilo, quale cosa più bella, un asilo. E Monsignor Di Verio Andreatta individuò questo asilo con questa storia straordinaria del suo progetto, del progetto ripreso e rielaborato e reso in pochissimo tempo una cosa concreta dagli amici di un altro pezzetto di nord-est che sono gli amici della provincia di Trento, e si è costruita questa impresa che è anche un monumento alla generosità. Va ricordato anche il contributo decisivo, perché le idee sono importanti, ma poi vanno alimentate anche, ahimè, con qualcosa di concreto. Lo ha fatto la Regione del Veneto, io d'altra parte amministro soldi che sono dei miei cittadini. Io credo che i miei cittadini siano contenti che 5 dei milioni che mi hanno versato, anzi 5 dei milioni che sono una piccolissima parte di quelli che hanno versato e che sono ritornati indietro nella mia regione dopo essere passati per Roma, siano stati impegnati nella ricostruzione, nei bilanci per la ricostruzione della Chiesa. Non ho dubbi che ci sia una contentezza e che siano contenti che siano stati impiegati quelli di Mario Putin per questa impresa. Non ho dubbi che vada citata fra gli esempi di generosità Veneto Banca, una banca importante con forti propensioni all'estero, che ha versato 750.000 euro. Qualcuno mi dice che non è elegante dirle queste cose, certamente Gianni Letta mi rimprovererà in privato, ma io credo che sia giusto che la gente sappia come i soldi vengono poi utilizzati. Ecco, il grazie infine è alle donne e agli uomini della Protezione Civile del Veneto, che credo che questo sia stato capeggiate in questo caso dall'ingegner Dusi
che è un Veneto non veneto solo perché le vicende della storia ci hanno privato della provincia di Bergamo, ma che ha condotto insieme ai veneti un'esperienza, spero, positiva, anzi lo so, certamente positiva. Alle donne e agli uomini della Protezione Civile del Veneto il mio più affettuoso grazie.